Buonasera e benvenuti. Dopo la bimba di 4 anni, un altro giovane licatese muore vittima di un incidente stradale. Attentati, furti e danneggiamenti nell'agenda del Capodanno. Tutti i particolari nel servizio di Angelo Ruozzolo. Capodanno rosso e nero a Licata, sangue e morte, lutto, tristezza, rabbia e rammarico. Domani pomeriggio alle 15:30 la Chiesa Madre saluterà la piccola bara bianca di Corinne Gargiulo. La bimba di 4 anni è morta la sera del 29, precipitata con la madre in un burrone lungo la strada provinciale tra Licata e Riesi. La donna, ferita ma sopravvissuta, ha vegliato vicino alla figlia in attesa che si accorgessero di loro. Poche ore trascorse come una eternità in attesa dei soccorsi. E pensare che il 22 dicembre è morta investita da un'auto Maria Gullotta, la madre ottantenne del sindaco di Licata, Angelo Biondi. Adesso Licata piange la morte di un altro concittadino, Carmelo Ballacchino, 27 anni. La vittima è un camionista. Per colpa di una infezione ha perso un bambino di 2 mesi l'anno scorso. Adesso la moglie è incinta di 4 mesi di un altro bambino che non conoscerà mai suo padre perché è morto a bordo di una moto da cross in una pista di trial nelle campagne di Butera in provincia di Caltanissetta. Carmelo Ballacchino è volato a terra e inutile è stata la corsa in ospedale. Poi ancora a cavallo del Capodanno, poco prima che scoccasse la fatidica mezzanotte, a Palla di Montechiaro hanno sparato 2 colpi di pistola calibro 7,65. I proiettili hanno colpito la parete della cucina di un appartamento dove abita un pregiudicato che cenava con la famiglia in un'altra stanza. La polizia indaga per scoprire perché è stato premuto il grilletto, se per augurio oppure per intimidire. Poi i furti, ancora a Licata, a Bigeato in contrada Sicuzza, dove a Rosa Zuppardo hanno rubato 148 ovini per 15.000 euro di danni. A Campobello di Licata invece ammonterebbe a circa 250.000 euro il danno contro un'azienda, la Bioagrindus, in contrada Savarozza, dove sono stati rubati e danneggiati gli impianti per il raffreddamento e l'esportazione di prodotti ortofrutticoli. Nel frattempo, nel mare di Lampedusa, i sommozzatori dei vigili del fuoco proseguono le ricerche di Natale Taranto. Il pescatore di 50 anni, salvato il giorno di Natale, è mai più ritornato. La sua barca è stata scoperta alla deriva, poco a largo di Linosa. E nella tarda mattinata di oggi, poco dopo le 13, 4 persone di Vercara Friddi, tutte dello stesso nucleo familiare, sono morte nel Palermitano lungo la 121, nei pressi del bivio per Bolognetta. Si tratta di Pietro Lovecchio, 51 anni, la moglie Maria Sperlazza, di 46 anni, poi Concetta Sperlazza, 30 anni, e Giuseppe Esposito, di 75 anni. I 4, a bordo di una BMW, sono morti sul colpo, scontrandosi contro una betoniera dell'impresa Chiarastella di Marineo guidata da Angelo Di Maggio. Ed il sindaco di Godrano, in provincia di Palermo, ha proclamato il lutto cittadino perché una persona di 59 anni, Ciro Marganese, è morto ucciso accidentalmente dal nipote di 41 anni durante una battuta di caccia in campagna. Il Tribunale del riesame di Palermo ha revocato per insufficienza dei gravi indizi di colpevolezza le ordinanze di custodia cautelare in carcere a favore di Giuseppe Cuffaro, 71 anni, pensionato, e di Raimundo Reto, 28 anni, nulla facente, entrambi di Raffadali, arrestati lo scorso 9 dicembre perché ritenuti responsabili in concorso dell'omicidio di Maurizio Giglione, 23 anni, di Raffadali, rinvenuto cadavere nelle campagne intorno al paese il 3 marzo del 2005. Cuffaro e Oreto sono assistiti dagli avvocati Nino Gaggiano, Nino Casalizio e Lidia Fiamma.
Nel film Gratta e scappa Angelo Ioppolo di Camera Gen vince 500.000 euro al Gratta e Vinci. Incredibile davvero, pensate, a Gela uno scommettitore ha vinto davvero 500.000 euro con un tagliando da 5 euro acquistato in una tabaccheria vicino all'ospedale. Grazie al nuovo sistema di lottomatica la vincita è stata nota e si è risaliti al luogo dove è stato venduto il Gratta e Vinci fortunato. Come hanno trascorso la notte di Capodanno gli agrigentini in vigia alla scoperta del primo nato all'ospedale di Agrigento? Se ne parla Carmelo Lazzaro. Abbuffate di cibo, lunghe giocate a carte, brindisi in famiglia con gli amici, danze fino all'alba nei veglioni organizzati nei locali pubblici, ma c'è chi ha preferito le certamente meno costose feste private, ma con